Sala Carraresi in fiera a Padova gremita come non mai. La base, la dirigenza, tutta ha accolto l'appello del segretario regionale Giorgetti a partecipare agli stati generali del PDL Veneto. Momento catartico del partito di Berlusconi, che in Veneto in realtà è sempre più insofferente nei confronti di un'alleanza con la Lega diventata ingombrante, se non poco dignitosa per il partito stesso, a detta di alcuni. Ma ci sono problemi anche all'interno dello stesso partito. La base chiede a gran voce che si facciano i congressi. Speravo che, anzi adesso attenderemo fino alla fine se il segretario Alfano riuscirà a darci delle indicazioni proprio in merito ai probabili e a possibili congressi e primarie. Sul tappeto un Veneto che chiede risposte e che pone non solo la questione settentrionale ma una più stretta questione nord-est, se non Veneto stessa. Sì, c'è un problema settentrionale, ma c'è un problema nord-est, perché la Lombardia e Piemonte non sono uguali al Veneto sul piano economico. Siamo insieme la locomotiva economica d'Italia, ma abbiamo tessuti produttivi radicalmente diversi. Sulla vicenda poi dei tesseramenti artefatti avvenuta a Vicenza, la posizione nazionale del PDL è chiara, come ben spiega l'onorevole Ignazio La Russa. Siccome abbiamo inserito la norma più chiara di tutte, cioè che vota solo chi partecipa al congresso, non ci sono deleghe. Una lunga mattinata quella in fiera per il Popolo delle Libertà, chiamata ad ascoltare ex ministri da Galana, Sacconi a Brunetta, che da un lato sostengono tappandosi più o meno il naso il governo Monti e dall'altro lo smontano pezzo per pezzo. Dove sono i provvedimenti per ridurre lo stock del debito? E se la base rifugge dall'alleanza con la Lega, per l'onorevole Alfano rimane un alleato di riferimento ideale. Noi siamo convinti che ciò che è accaduto a Roma segni un momento di difficoltà nel rapporto e nell'alleanza con la Lega, ma che le tante amministrazioni e anche i tanti governi regionali che insieme condividiamo possono rappresentare un filo che tiene unito anche per la prospettiva il nostro partito a quello della Lega.